Questo convegno oggi è stato organizzato con gli altri colleghi, il dottor Di Tomaggio dell'Invis e altri ancora, per cercare di chiarire quelle che sono le responsabilità professionali del medico nella stesura di un certificato medico. Certificato che non è altro che un documento scritto e firmato da parte del medico con, diciamo, indicando le patologie e anche eventualmente la prognosi se trattasi di un certificato di malattie. I certificati sono variegati, vanno dal certificato per fare l'istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile, poi ci sono dei certificati chiaramente che attestano quelle che sono le qualità psicofisiche dei soggetti in base alla richiesta. Abbiamo certificazioni anche, facciamo certificati per l'astensione anticipata della gravidanza, quando ci sono delle gravidanze a rischio, per non parlare delle certificazioni per rilascio a patenti nautiche, eccetera. In più l'unità operativa complessa di medicina legale si occupa delle patenti speciali, cioè del rilascio e rinnovo delle patenti di alcune categorie di persone, soprattutto i disabili, che hanno bisogno della patente, e noi dobbiamo giudicare se dare questa patente con limitazioni o con eventuali adattamenti alle vetture. Ci sono poi delle patenti limitate anche nel tempo in soggetti, che hanno fatto abuso di alcol e quindi fermati dalle forze dell'ordine che vengono da noi, o anche di stupefacenti. E in più ci sono poi gli ammalati psichici. Insomma, c'è una grandissima mole di lavoro che noi facciamo. Ci occupiamo anche della legge 210, che in pratica sarebbe il risarcimento per danni da trasfusioni o da vaccinazioni, facendo da tramite anche con la CMO, cioè con la Commissione Medico Ospedaliera Militare di Messina, e con il Ministero della Salute. Quindi, come possiamo vedere, la nostra attività è molto variegata. In ultimo, ci stiamo cominciando a occupare anche stiamo lavorando per fare con la Procura della Repubblica, in modo di aiutare, se c'è bisogno nelle morti violente, di fare almeno un sopralluogo giudiziario, un'ispezione cadaverica, visto che abbiamo delle figure importanti come 2 medici legali specialisti già, che possono dare un contributo molto importante. Ecco. Per finire poi la gamma delle nostre attività, come ha visto, è molto ampia, e poi ci occupiamo anche di coordinare tutte quelle che sono le visite richieste dal magistrato dell'ufficio di sorveglianza di Agrigento. Mentre ad Agrigento abbiamo evocato a noi quelle che sono le competenze, negli altri distretti sanitari ancora non siamo riusciti a farlo, perché la pianta organica della medicina legale è esigua. Abbiamo 2 o 3 medici per tutta la provincia di Agrigento, quindi lei comprende come è difficile prestare un servizio capillare in tutti i paesi che ci sono e in tutti i distretti. La giornata odierna è stato il frutto di un confronto quotidiano tra colleghi. L'esigenza formativa ha portato questa bellissima giornata con tantissimi partecipanti, che ha prodotto soluzioni a tanti dubbi interpretativi. L'ambito della certificazione è un ambito infinito, molto vasto, che però oggi rende i colleghi che escono da qua più ricchi, più conoscenti delle norme e anche di come applicarle nella loro pratica quotidiana. Come ordine, l'attività formativa per noi è principale e preminente, e eventi del genere ci spingono a organizzare, a pensare sempre alte nell'interesse formativo del medico, ma anche nel bene assistenziale del paziente. Abbiamo sentito l'esigenza di promuovere questo incontro
sulla certificazione a 360 gradi, perché era un bisogno, veramente un bisogno da parte della classe medica, perché è importante conoscere a fondo tutti gli aspetti medico-legali per non incappare in errori e dare tranquillità ai pazienti e tranquillità alla nostra incolumità legale, diciamo. Ecco, oggi abbiamo avuto, devo ringraziare tutto lo staff dell'INPS, dal dirigente in poi, così dell'ASP, dal direttore e tutti i medici legali, per avere contribuito alla realizzazione di questo evento. Nel convegno si è parlato del certificato, il primo certificato introduttivo, che è il primo passo per le domande di invalidità civile. Mentre prima le domande venivano fatte con il certificato medico, fatto dal medico di base o dal medico certificatore, e poi la domanda amministrativa, ora è invece il medico certificatore che introdurrà la domanda direttamente all'INPS. Nel certificato vengono incluse tutte i prime 3 certificati che c'erano, c'è la legge 68, le invalidità civili e la legge pure 104 del 92, e serve a creare un progetto di vita per il soggetto affetto da disabilità, che differenziandolo da soggetto a soggetto, e questo rappresenta il nuovo percorso e la nuova invalidità civile.